Allora Alberto, come sta andando questa prima giornata di Giovo Orienta a Verona? Beh, direi molto bene, abbiamo avuto una buona affluenza allo stand e siamo riusciti a descrivere sia il percorso ITS sia anche qualche progetto che è stato fatto e che viene ancora appunto prodotto da noi ragazzi. Vuoi farmeli vedere? Assolutamente. Qui abbiamo un carrello, serve ad aiutare persone con problemi di natura pneumologica, ovvero respiratori, tendenzialmente persone anziane e spesso non riescono a trasportare questa bombola con loro. Allora noi abbiamo ideato un carrello che, come potete vedere dal video, sale le scale, perciò li aiuta a trasportare questa bombola lungo scalinate e anche altri tipi magari di ostacoli, e anche ovviamente durante una camminata normale, insomma, come si può vedere. È ancora ovviamente un prototipo e verrà appunto migliorato. Quest'altro invece si chiama Apollo, è un dispositivo che nel momento in cui vi è il decesso di un pollo all'interno di un allevamento riconosce ciò che è successo e va appunto a raccattare, a prendere insomma il pollo. Grazie a questa piccola spazzola va a prelevarlo, lo poggia sul nastro, dopodiché ritorna a un punto di raccolta e lo rilascia dalla parte posteriore del dispositivo. Ottimo. E dai ragazzi hai sentito interesse nei confronti di questo percorso formativo? Sì, certamente, chi più chi meno, ovviamente poi ognuno trova la sua strada. Comunque ho sentito un buon feedback, anche magari persone che all'inizio non lo conoscevano e che però si sono un po' interessati grazie a questo stand, insomma. Grazie.